Amiche e amici, buongiorno, eccoci di nuovo in diretta con Ore 13. Apriamo il nostro salotto a un tema che in questi giorni, in questi periodi si sta ripresentando in maniera molto importante e a vari livelli. Infatti oggi parliamo di privacy e ne parleremo su una cosa che riguarda molto le aziende, ma che ovviamente la privacy parte da un diritto di ogni cittadino italiano. Ci sono delle grandi novità, c'è una scadenza importante proprio qua nel mese di maggio, tra l'altro argomento parallelo non inerente, ma arriviamo anche da una vicenda, tutta quella che riguarda sui social network, insomma se ne è parlato tanto nei media in questo periodo, insomma è un tema sul quale c'è grande sensibilità, ci sono dei nervi scoperti, ma in particolare io ho cercato di coinvolgere tre importanti professionisti del settore della privacy per capire che cosa sta per cambiare, perché veramente è possibile che cambino sia una serie di abitudini nelle quali ci troviamo a vivere e anche e soprattutto di procedure. Allora, ve li presento subito i miei ospiti di oggi. Abbiamo Moreno Trevigne, che è un consulente sulla privacy di AEA Consulenza, buongiorno. Poi abbiamo l'avvocato Alessandro Renaldi, buongiorno. Buongiorno. E l'avvocato Vincenzo Stella, tra l'altro ci darà anche il contributo in quanto ex generale della Guardia di Finanza, e capiremo perché Guardia di Finanza, perché insomma, ha un ruolo importante su questa partita della privacy. 0422 è il nostro numero di telefono, 162 6798 per intervenire in diretta, e poi tra l'altro nella pagina Facebook di Antena 3 Nord-Est abbiamo lanciato un post con una domanda, ossia se ritenete che la vostra privacy sia tutelata. Diteci e magari raccontateci anche se avete vissuto qualche caso particolare di violazione di questo diritto. Bene, allora signori, ovviamente io vi chiederò di non usare un linguaggio estremamente tecnico o inerente al diritto, però insomma fate lo sforzo di ritenere di parlare a uno come me che non ne sa tanto di diritto e anzi all'università ha avuto dei voti pessimi in queste materie, ok? Proviamo a far capire che cosa sta per accadere. Allora, quindi il 25 di maggio c'è una scadenza importante, no? Entra in vigore una legge. Certo. Il 25 di maggio, diciamo come dicono i legali, diventa cogente, cioè quindi ha i suoi effetti un regolamento europeo, il 679 del 2016, quindi non è un nuovo regolamento ma è un regolamento che ha 2 anni. A questo punto esplicherà i suoi effetti tra pochissimo tempo. Diciamo che l'elemento nuovo è per l'individuo, per la persona, il fatto che ci invita a prestare molta attenzione ai nostri dati personali e quindi a evitare di cederli a chi non ci dà garanzia su come verranno utilizzati. Quindi se io lo vedo dal punto di vista mio personale di cittadino, questo mi serve per dire ma cosa stiamo facendo, cosa stanno facendo dei miei dati, come li stanno utilizzando. Cioè, allora, magari perché sono così importanti? Partiamo anche dal perché sono così importanti, perché se la Comunità Europea decide di portare avanti una legge del genere, renderla attuale, probabilmente stiamo parlando di qualcosa che ha un valore, corretto? Sì, assolutamente. Cioè, i dati con la progressiva digitalizzazione dell'economia sono diventati una risorsa veramente di grandissima importanza e di grandissimo valore per le aziende in primis. Ogni volta che noi andiamo in un supermercato e usiamo una carta fedeltà, dobbiamo sapere che i nostri dati di consumo vengono impiegati e utilizzati da qualcuno che li usa per profilarci e per farci delle politiche di marketing personalizzate. Ok, allora, quali sono i dati su cui si ragiona? Allora, i dati personali sono tutte le informazioni che riguardano una persona. Quindi? Quindi partiamo dai dati più scontati, che sono il nome e il cognome, per arrivare all'account mail, fino all'account social di Facebook, alla targa dell'automobile, al numero di telefono, al mio indirizzo di posta elettronica, per poi arrivare a tutto quello che mi riguarda, cioè il mio orientamento religioso, sessuale, le mie preferenze, qualsiasi cosa che riguarda la mia persona. Questi sono i dati personali. All'interno di questo
questo grande calderone di dati personali abbiamo un sottoinsieme di dati che sono più sensibili, che sono i dati sanitari, i dati che riguardano la salute, i dati che riguardano l'appartenenza politica o l'appartenenza a un partito politico o a un sindacato, i dati giudiziari e diciamo quindi tutti i dati biometrici e i dati genetici. Quindi questi sono dati che richiedono particolari forme di protezione. Quello che dobbiamo sapere è che i dati sono quello che noi siamo, cioè se noi mettiamo insieme tutti i dati ricostruiamo l'identità della persona. Con i sistemi che abbiamo adesso, i sistemi elettronici attraverso internet. Poi vediamo come li distribuiamo. Quindi allora abbiamo definito che i dati sono tutte quelle serie di informazioni che noi forniamo. Avvocato Stella, ci sono dati più o meno, diciamo, che hanno un valore diverso rispetto agli altri, sono più importanti? Allora, come è stato accennato, ci sono i cosiddetti dati sensibili che vengono definiti particolari, che caratterizzano in modo intimo, e uso il termine intimo per dire che sono personalissimi, che prevalgono su qualsiasi altro interesse. Per esempio, faccio un esempio di questi giorni perché c'è stata una decisione del Garante. Il Comune di Messina ha chiesto al Garante se potesse pubblicare sul suo sito comunale l'elenco dei cittadini che ricevevano dei contributi dal Comune, contributi che riguardavano o la loro situazione sanitaria o la loro situazione socio-economica. Il Garante ha detto di no, perché se una persona che è malato o ha difficoltà economiche, una situazione di indigenza viene riportato su un elenco dal quale risulta che lui percepisce delle somme di denaro dal comune a causa di queste sue, chiamiamole, patologie fisiche e sociali, è ovvio che viene messo in piazza qual è la sua situazione con questi dati che una volta ora vengono definiti particolari. Quindi c'è una tutela a 360 gradi che viene ogni giorno confermato sulla delicatezza dei dati personali. Quanto secondo voi il cittadino si rende conto che tutti questi dati hanno una certa importanza? Perché io ho l'impressione che se ci capita poi, che viene fuori la lista, come la sta raccontando l'avvocato Stella, no? Viene fuori la lista, Paladina ha avuto accesso al finanziamento X perché, no, per motivi Y, ok? Dopo se lo legge sul giornale probabilmente gli dà fastidio. Quindi quanto prima di leggere sul giornale una cosa del genere, mediamente il cittadino si rende conto che sta distribuendo dei dati in maniera indiscriminata? Secondo me non se ne rende conto, cioè noi come cittadini stiamo regalando i nostri dati in cambio normalmente di alcuni servizi o di una scontistica. Di fatto quello che accade è che le aziende che poi riescono a utilizzare questi dati, come dicevo prima, per una finalità di marketing molto ben precisa e di grande valore, li ricompensano molto poco. Il problema nasce quando, come si è detto, il cittadino viene toccato in prima persona dal fatto di veder divulgato un proprio dato personale, e questo rischia di diventare drammatico. Non dimentichiamo una cosa che forse prima è emersa un po' tra le righe: anche le foto sono dati personali, anche le riprese video sono dati personali. Ecco, molto spesso ci capita di comparire e di non voler apparire. A questo punto la cosa può diventare, diciamo, di peso, può diventare importante. Comunque io credo che allo stato attuale una delle utilità di questo regolamento sia rendere consapevoli i cittadini. Consapevoli e più sensibili. Sì, assolutamente. Allora, abbiamo capito, allora, primo punto, abbiamo stabilito che tante cose che ci riguardano hanno un grande valore e dobbiamo rendercene conto noi per primi. Quindi tutte le volte, adesso vediamo quali sono mediamente gli strumenti con i quali vengono assorbiti i dati dalle varie società. Tutte le volte che vi chiedono dei dati di inserirli nella schermata X o Y, sappiate che state cedendo qualcosa che ha un valore. Sì. Innanzitutto abbiamo fatto questa prima chiarezza. Ora,
Quali sono i metodi con cui le aziende appunto innanzitutto incamerano i dati? Possiamo fare un po' di esempi? Beh, diciamo che l'azienda per incamerare dei dati personali dovrebbe fare un'informativa corretta sulla privacy, che diciamo è la regina del nuovo regolamento, è presente anche nel codice della privacy, ma il regolamento europeo ci dedica diversi articoli. Principio quindi di trasparenza. La informativa deve indicare esattamente qual è la base giuridica del trattamento e che cosa l'azienda vuole fare con quei dati. Se li condivide con qualcun altro deve dire esattamente come andranno condivisi, dove li tiene, per quanto tempo li dovrà conservare, perché vede, i dati non si possono conservare all'infinito nel tempo, ma devono essere conservati per il tempo strettamente necessario e poi devono essere cancellati. Quindi gli strumenti che l'azienda ha intanto è erogare un'informativa. Tutti quei dati che vengono acquisiti senza un'informativa non sono dati acquisiti lecitamente. Faccio un esempio. C'è chi pensa che si possa andare a spulciare, per esempio, negli elenchi pubblici, faccio l'albo degli avvocati piuttosto che le liste elettorali, e per poi mandare marketing. Ha sostenuto che questa attività si può fare attraverso una base giuridica, non vorrei essere troppo tecnico, che è il legittimo interesse. Questo non è assolutamente possibile, perché cosa ci dice il regolamento? Che gli elenchi pubblici sono per una finalità. Io devo, quando il mio nome è pubblico per qualche finalità, se qualcuno vuole utilizzare il mio nome, i miei dati, io che sono l'interessato devo aspettarmi quel tipo di trattamento. Quindi io, se sono nell'elenco degli avvocati, non mi aspetto che mi arrivino del marketing solo perché il mio nome è reso pubblico in un elenco. Inoltre, se noi andiamo a pescare in questi elenchi, dovremo fare un bilanciamento tra il diritto dell'interessato e il diritto dell'impresa e vedere quello che prevale. Cominciamo è impossibile, diciamo che l'interessato deve sempre essere, l'interessato siamo tutti noi, deve essere sempre informato correttamente su quelli che saranno l'utilizzo dei propri dati. Purtroppo non sempre lo sappiamo, noi andiamo in Facebook, mettiamo i like, scriviamo, tutto quello che scriviamo, tutti i commenti che facciamo, le immagini che postiamo, sono tutti dati personali. Dati personali sono anche nei nostri cellulari, quando noi andiamo in un posto, magari abbiamo la geolocalizzazione attivata. Se quel dato, andiamo, non so, dallo psichiatra, quello è un dato sensibile, perché potrebbe essere utilizzato da qualcun altro per, non lo so, discriminarci, per esempio, oppure per fare delle indagini sul nostro conto, intime, come ha detto correttamente il collega Stella. Allora, adesso c'è stato fatto un esempio su Facebook, ovviamente, però mi viene dato un segnale che per noi è andato molto sensibile, che dobbiamo dare la linea alla regia perché i nostri inserzionisti hanno bisogno di comunicarci qualcosa, quindi allora diamo la linea alla pubblicità e poi ritorniamo a parlare di privacy. Consentiamo alla rete di sopravvivere. Esatto. Continua la diretta di oggi, ore 13, stiamo parlando di privacy, una puntata che è assolutamente importante sia per i cittadini qualsiasi, poi arriveremo anche dal punto di vista delle aziende, perché l'introduzione, l'arrivo, la concretizzazione di questo nuovo decreto comporta che ci saranno veramente grossi cambiamenti all'interno anche delle aziende. Allora, nella prima parte abbiamo detto sostanzialmente che i nostri dati, e abbiamo anche citato le varie tipologie, sono estremamente importanti, hanno un valore, no? Questo si rispecchia nel momento in cui noi andiamo a ottenere cose che ci sembrano gratuite, corretto, avvocato Stella? Correttissimo, ci sembrano. Ci sembrano, allora perché, tipo, facciamo un esempio di una cosa che ci sembra gratuita e invece gli stiamo cedendo una serie di informazioni che danno un valore. Prima il collega ha richiamato quello che nei grossi centri commerciali viene chiamata la carta fedeltà. Cosa vuol dire? Vuol dire che presentando un documento all'azienda nel quale vengono riportati i dati non solo personali ma anche quelli familiari, a volte, si chiede questa tessera appunti, la tessera fedeltà. Fedeltà. Quando però si va ad acquistare,
bisogna tenere presente che con quello sconto bassissimo che viene concesso si lega la tessera fedeltà e quindi tutti i dati personali agli acquisti che vengono fatti. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che dopo 2, 3, 4 mesi l'azienda che ha concesso la tessera fedeltà è in condizione di risalire ai beni nel senso di acquisti, acquistati dal titolare o dai familiari dei dati personali. In estrema sintesi, cosa vuol dire? Vuol dire che l'azienda fa gli acquisti già sul venduto dopo un anno di questi esperimenti, perché sa perfettamente con le tessere fedeltà quali sono le merci che i titolari delle tessere fedeltà andranno ad acquistare, conseguentemente quindi sanno dire cosa che acquistare. questa casistica come dire, non va a mettere a rischio i dati della persona, però forse il valore di quello che sta offrendo in termini di scontistica non è paragonabile ai vantaggi che l'azienda ha. Allora, vedo che c'è qualcuno al telefono. Pronto? Pronto? Buongiorno, sono Claudio da Castelfranco Veneto. Buongiorno Claudio. Io volevo poter farvi una domanda, se potete rispondermi. Prego. Sul mio cellulare è dall'anno scorso che mi arrivano dei messaggi da una compagnia che vende energia, di cui io non sono con loro per niente, e che mi dicono che sono il primo messaggio ha detto sei nostro cliente, eccetera. Poi mi arrivavano successivamente dei messaggi che dovevo delle somme, altrimenti mi staccavano l'energia, e questa storia va avanti da un anno, dall'anno scorso. Io ho sempre ignorato, perché non faccio comunque parte con loro. Certo. Ho cercato di chiamare anche il numero verde, di spiegare, non c'è niente da fare. Questa è una subordinazione alla privacy, o cosa? Come hanno potuto avere il mio telefono cellulare che io con loro non so, non mi spiego questa cosa, che non riesco a togliermi dai piedi questa compagnia. Vediamo se i miei ospiti riescono a darle un suggerimento o comunque una risposta. Grazie per aver chiamato e ovviamente continui a seguirci. Come l'hanno acquisito, francamente non lo so, da qualche parte lo avranno pescato. Quello che posso dire è che qui, al di là della privacy, potremmo essere in presenza di un esempio di stalking e anche di qualcos'altro, quindi io consiglierei di fare una denuncia a querela e se ne potrebbe occupare l'autorità giudiziaria, perché se a questa persona vengono addirittura chieste delle somme a fronte di nessun tipo di contratto, di abbonamento, mi pare che siamo nell'ambito del penale, quindi francamente consiglierei di sottoporre la questione all'autorità giudiziaria e andare quindi nella più vicina e locale stazione dei carabinieri e fare un esposto. Bene, insomma, Claudio, magari questa cosa è capitata anche a qualcun altro, per cui fate tesoro di quello che vi è appena stato detto. Sul fatto di come riescono ad avere il vostro numero, noi non ci rendiamo conto, ma veramente anche il numero cellulare ci capita di darlo in svariate situazioni e dopo noi non leggiamo quello che c'è scritto in carattere microscopico, ma c'è scritto che praticamente noi stiamo anche aderendo a poter cedere, cioè chi riceve il nostro numero lo può cedere a terzi, correggetemi se sbaglio. Per esempio la tessera fedeltà, Anche non è impossibile che chiedano pure il numero telefonico e poi in piccolo c'è scritto che lo utilizzano per pubblicità o per quant'altro. Quindi poi vi chiudo il ragionamento. Come funziona? Funziona che l'azienda X che fa energia vuol comprare una banca dati, un tot numero di telefono per mandargli delle informazioni e voi non sapete, noi non sappiamo, di aver appunto dato l'autorizzazione a poter cedere il nostro numero, corretto? Certo, sì, io consiglio di andare anche su Facebook e richiedere le proprie informazioni. Tra le informazioni che Facebook rilascerà ci saranno anche tutti i metadati, se noi abbiamo dato il numero di telefono, perché ci viene chiesto quando ci iscriviamo, tutti i metadati relativi a tutte le nostre telefonate da quando ci siamo iscritti. Quindi i metadati cosa significa? Quando abbiamo telefonato, a quale numero abbiamo telefonato, per quanto siamo stati
al telefono. Ora, i metadati sono importanti, nel senso che anche se io non conosco il contenuto di una conversazione, sapere a chi telefono, per quanto sto al telefono, quante volte sto al telefono con una persona, può dare molte informazioni sulle abitudini di quella persona. Quindi anche su questo io consiglio di stare attenti. Se noi vogliamo dare i nostri numeri di telefono ai social media, se vogliamo farlo facciamolo, ma dobbiamo essere consapevoli che stiamo dando un dato personale molto importante. Quindi anche questo mi sembra... E si faceva anche il ragionamento che contemporaneamente è difficile uscire da questo loop, perché nel sistema attuale nel quale siamo tutti inseriti, chi è abituato a usare i social network in Italia, per esempio Facebook, conta più di 30 milioni di iscritti attivi, vuol dire che la metà della popolazione dell'Italia è su Facebook, contemporaneamente tutte le applicazioni di messaggistica, insomma, altri che utilizzano, che comunque sono dello stesso proprietario, altri che utilizzano i nostri dati, domani mattina fare uno switch, chiudere tutto diventa un po' difficile, sì. Però non stupiamoci quantomeno di quello che accade. Certo, io direi questo, che ovviamente il mondo delle aziende va avanti, il mondo evolve, non possiamo far finta o resettare, far finta che la digitalizzazione dell'economia non esista, no? Tutto questo si basa in misura molto importante sui nostri dati personali, però osservo che quello che sta accadendo rischia di essere un po', non dico pericoloso, ma insomma da testare qualche allarme. Il fatto stesso che siano poche le grandi aziende che controllano mole importantissimi dati personali. Si faceva prima... In che senso sono poche? Cioè sono poche le entità che lo fanno? Nel senso l'entità veramente... Se parliamo dei social di prima, no? si cita Facebook molto spesso, oppure si cita Google per quanto riguarda la raccolta di altro tipo di dati utilizzati per la pubblicità. E dico che queste due entità sono entità globali, le cosiddette over the top, importantissime, raccolgono dati in tutto il mondo, ma se noi pensiamo chi è il terzo, quarto o quinto operatore in questo settore di gestione dei dati, ci troviamo scoperti, ma chi è il numero 2, chi è il numero 3? No, c'era il numero 2 nel momento in cui diciamo, Zuckerberg non aveva comprato WhatsApp, adesso Zuckerberg ha WhatsApp e Messenger, in metà mondo è primo Messenger come messaggistica istantanea, nell'altra metà è WhatsApp. E se pagano $1 miliardo rotti di dollari in una società del genere sarà un motivo. Sì, allora, questo secondo me, però magari non siamo qui noi a livello locale, però a livello globale dei correttivi vanno sicuramente posti, perché alla fine ci troviamo con un monopolio quasi della gestione dei dati personali. Dal punto di vista invece delle nostre piccole e medie imprese, le nostre medie imprese hanno secondo me un'opportunità importante dall'utilizzo di questi dati per fare marketing, no? Quindi continueranno presumibilmente a farlo, sicuramente a farlo, perché è una necessità commerciale. Quello che noi secondo me dobbiamo capire è che dobbiamo avere una ragionevole, diciamo, accontezza di come forniamo i nostri dati e di dati come vengono gestiti, come vengono trattati. L'intervento del signore di prima era emblematico, continuano a telefonarmi e io non so come hanno avuto il mio telefono, no? Una sorta di stalking continuativo. Questo è un aspetto importante che io penso che dal nuovo regolamento possiamo trarre dei forti stimoli per allora andiamo, quindi abbiamo fatto questa grandissima introduzione, ma per farvi capire che stiamo parlando di qualcosa di estremamente importante che riguarda tutti noi. Caliamoci in questo nuovo regolamento. Allora, chi mi fa un attimo il riassunto di capisaldi? Posso accennare a quelli che potrebbero essere e che sono gli aspetti principali. L'importanza di questo regolamento. Con questo regolamento si fa un salto di qualità. Perché? Perché mentre nella precedente normativa noi ci trovavamo di fronte a delle norme che avevano valenza eminentemente all'interno dello Stato, che le aveva emanate, con il regolamento invece la questione cambia, perché nel primo caso degli Stati la Comunità Europea si limitava ad armonizzare le norme in quanto erano
notoriamente diverse perché poste in essere in ogni Stato. Con questo regolamento invece non si parla più di armonizzare, ma di unificare le norme che sono praticamente uguali per tutta la Comunità Europea, eccetto alcune specifiche che riguardano i singoli Stati. Quindi non c'è dubbio che il salto di qualità è tale per cui, ritornando al discorso fatto prima delle cosiddette aziende multinazionali, c'è la possibilità del cittadino di uno Stato di tutelare il trattamento dei propri dati anche oltre il proprio Stato, quando il trattamento avviene in un altro Stato che non sia il suo. È stata infatti prevista l'autorità che collabora con tutte le altre autorità per fare in modo che il cittadino venga comunque tutelato. Allora, quindi c'è questa prima, abbiamo identificato una prima grande discriminante. Io mi prendo ancora una pausa e poi vediamo anche quali sono gli altri contenuti fondamentali di questo nuovo regolamento. Stiamo scoprendo veramente cose notevoli sulla privacy e su quanto valgono i nostri dati, su come possono essere utilizzati, e dal 25 di maggio stiamo anche scoprendo come possono essere tutelati e difesi. Allora, dicevamo, il nuovo regolamento innanzitutto porta un'uniformità a livello europeo sull'affrontare questo tema, il primo elemento. Il secondo elemento, a mio avviso, è l'introduzione del principio, uso una parola inglese, di accountability. Cos'è l'accountability? La responsabilizzazione. Ora, il modello del codice della privacy attuale impone delle misure minime, cioè praticamente, se vogliamo, io faccio sempre questo esempio, fare un paragone col bambino. Io al bambino la mattina dico esattamente quello che deve fare: ti devi vestire, devi fare colazione, devi farti lo zainetto che poi ti porto a scuola. Questo è il codice della privacy. Una volta che il bambino, noi, facciamo tutte queste cose, siamo a posto, non abbiamo più problemi. Il nuovo regolamento invece non ti dice cosa devi fare in maniera così dettagliata, ti considera un adulto, dà dei principi, devi essere trasparente, sei tu e devi raccogliere lecitamente il consenso o trattare lecitamente i dati, sei tu che devi sapere come devi farlo. Quindi le società dovranno tararsi dei modelli per fare una valutazione dei dati, un censimento dei dati che raccolgono e stabilire, secondo i principi generali dati dal regolamento, quali sono le misure di protezione che dovranno darsi e dovranno quindi mitigare il rischio. Il rischio di che cosa? Il rischio della fuga di dati, della perdita di dati, perché se un'azienda perde dei dati, la legge dice che abbiamo 72 ore per fare la notifica al garante della perdita dei dati, cioè abbiamo 72 ore dalla scoperta della perdita, quando questa perdita può costituire un rischio per l'interessato, cioè per il titolare del dato, per fare questa comunicazione che è un'autodenuncia. A quel punto il garante verrà a vedere cosa abbiamo fatto per tutelare quei dati e quindi dovremo dimostrare di avere un modello. È un po' come il concetto di custodia in diritto privato. Esatto, dobbiamo essere dei buoni custodi dei dati che trattiamo. Forse è l'unica roba che mi ricordo ancora è quella benedetto esame. Pronto? Pronto? Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy. Buongiorno. Quando una persona amica mi chiede il numero di telefono del cellulare o fisso di un'altra amica, non glielo do mai, ma perché devo chiederlo a quella signora se posso darle il numero di telefono, ma perché non vorrei dare il numero a destra a manca di amici che magari loro sono arrabbiati oppure non vogliono saperne, e come non vorrei che anche il mio numero di telefono lo dessero a destra e a manca così a tutti. Questo qua volevo dire solo questo, è privacy questa. Ma sa che mi ha illuminato, sì. Perché in effetti sì, è vero, quante volte ci capita, grazie Giusy, cioè quante volte ci capita, e noi finora l'avevamo considerato un gesto di cortesia nei confronti dell'interessato, cioè se Trevigne mi chiede il numero di Rinaldi, io dico vabbè lo chiedo ma per un gesto di cortesia, invece fondamentalmente adesso potrebbe essere una casistica questa. Assolutamente sì, io quando do il mio numero di telefono a qualcuno
chiaramente rendo pubblico un mio dato personale e si spera che quel qualcuno non lo disperda, non lo dia ad altri e altri non ne facciano un uso che io non mi aspetto. Quindi bisogna stare molto attenti, porre molta attenzione a dare i propri, soprattutto numeri di cellulare in giro, questo assolutamente. Allora, sì. lei ha introdotto questa cosa del modello. Sì. Nel precedente intervento, no? Prima che chiamasse la Giussi, che ancora saluto e ringrazio. Ossia che le aziende adesso, per tutelare questo patrimonio di dati, che attenzione, ci sono le aziende che se li portano a casa magari comprandoli da banche dati più o meno lecite, ma adesso capiremo quali sono dei dati che normalmente tantissime aziende si trovano a gestire. Mi fate un po' di esempi in modo che da casa... I dati dei dipendenti. Quindi i dati dei dipendenti sono i primi, giustamente, sicuramente, no? I dati dei clienti, i dati dei fornitori, i dati degli agenti con cui l'azienda collabora, cioè, sono tutti quanti dati personali, perché anche se io ho a che fare con un'altra azienda, ho una persona dall'altra parte. Fortunatamente ancora ogni tanto si capta e parla con una persona. persona. Si capta delle persone e questi sono dati personali. Ok, quindi insomma diciamo che tutte le aziende hanno perché quando uno ha un dipendente sicuramente ha dei dati personali in gestione, corretto? Non c'è dubbio. È ovvio che le aziende sono molto diverse tra di loro, le pratiche sono molto diverse e qua penso subentri il concetto del modello. Non c'è dubbio. Intanto mi permetto di richiamare un aspetto molto delicato dei dipendenti, perché nei dati dei dipendenti ci sono anche quelli sanitari, per malattie, per assenze varie o per interventi vari. Quindi sono dati che devono essere trattati in modo molto più stretto, perché possono contenere dei dati che rientrano in quei famosi dati particolari. Questi dati devono essere trattati, come diceva in modo splendido il collega, ogni azienda deve adottare la diligenza della conservazione di questi dati con un modello. Come evidenziava lei, ogni azienda ha una sua struttura, sia per dimensioni sia per attività. Quindi cosa si verifica? Si verifica che il modello deve essere, come dicevamo in altre sedi, un vestito cucito addosso. Ecco, questo è il vestito che deve indossare l'azienda ai fini della privacy. Però questo aspetto pone poi dei problemi nei confronti di chi verrà a vedere se il vestito è corretto, è largo o è stretto. Allora, e poi arriveremo anche a questo aspetto. Tra l'altro da casa ci chiedono quali saranno le possibili sanzioni nel momento in cui qualcuno non va a rispettare o sbaglia modello. Quindi poi ci arriviamo, però appunto volevo insistere un attimo sulla cosa del modello e anche sentire chi ci sta chiamando da casa. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, chi parla? Sono Antonio, chiamo dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Antonio, prego. Volevo chiedere ai signori, no? Quando il medico di famiglia mi fa un'impegnativa per una visita e scrive sotto la mia malattia, che vengono a saperla a dritta e a manca e a tutti, e questa no, è privacy o no? O non è privacy? No, allora aspetti, l'impegnativa in teoria dovrebbe stare in mano a lei poi dovrebbe andare in farmacia. Io vado a fare una visita ortopedica, sì. Di tanto per non andare, il medico scrive sotto trauma, ginocchio per tanta. No? Sì. Ecco, io vado allo sportello, il signore legge, dopo magari l'altro mi chiede ma cos'ha quello lì? E lui dice l'altro è amico del mio amico, guarda che quello va, ecco, non so se mi sono spiegato. Ok, allora, grazie, questa è un'altra casistica e penso che qui, adesso mi confermeranno i professionisti con studio, subentri il famoso modello, cioè certo. Siamo quindi, occhio al passaggio. Siamo in un centro medico, certo. Uno ha fatto l'impegnativa dal suo medico di famiglia, è andato al centro medico, va allo sportello e dice io devo fare una visita per sta cosa. Mi immagino che nel modello di gestione dei dati il titolare del centro medico debba insegnare ai suoi dipendenti che non possono andare a dire ad alta voce quello che c'è scritto, corretto? Il centro medico a tutti gli effetti è un'azienda, no?
Allora, come dicevano prima... Che può essere anche cioè, attenzione, anche l'ULSS... certo, anche l'ULSS è un'azienda pubblica. Cioè non stiamo parlando solo di privato. Ecco, azienda pubblica o privata. Per dire, per inquadrare il sistema. Sì, allora, qui, come si diceva prima, non siamo più di fronte a una realtà in cui, in realtà dal punto di vista normativo, in cui è sufficiente far compilare la liberatoria o un modulino o una modulistica, no? Per tornare anche sul punto, ogni azienda pubblica o privata deve avere delle modalità di gestione, deve un avere regolamento un regolamento interno che chiarisca in maniera molto chiara come raccolgo i dati, quindi con che autorizzazione raccolgo i dati, come li tratto, come eventualmente li trasferisco, perché poi questi dati molto spesso vengono trasferiti a terzi professionisti, penso al commercialista o al consulente del lavoro, come utilizzo questi dati e come li rendo disponibili se servono all'interessato. Quindi mi scusi, faccio l'esempio. Allora, lei o chiunque sia arrivato allo sportello ha consegnato questo documento. Quello che sta dall'altra parte dovrà aver ricevuto un regolamento scritto, certo, con un momento di formazione nel quale è stato detto: occhio, che quando ti arriva il pezzo di carta non è che puoi andare in giro a sventolarlo così e farlo vedere agli amici, va gestito in questa maniera. Sì, quindi come tratto questo dato? No? Questo non tratta di come tratto questo dato. Io non posso ovviamente divulgarlo liberamente, parlarne, poi in questo caso sono dati medici, si tratta anche di dati sensibili, certo, molto spesso, no? Quindi il personale va formato adeguatamente su quello che prevede la normativa. A monte ovviamente ci sta un modello che deve prevedere la formazione con un regolamento scritto. Pronto? Pronto, sono Adriana. Buongiorno. Adesso io potrei dirvi anche un'altra cosa. Prego. Io come persona malata di Parkinson dico, se una persona mi vede non sa che cos'ho, potrebbe anche pensare che sia una drogata. Allora io non ho nessuna remora a dire alle persone che sono malate di Parkinson, non è mica colpa mia, sapete. Voglio ovviamente dire, però è una scelta sua personale di dirlo. Sì, è una scelta mia personale, certo, anche perché dopo le persone si possono regolare di conseguenza, certo, perché potrei aver bisogno, insomma, ecco, di qualche persona che mi trova in difficoltà. Ci sono tante bazzelli, tante cose da poter ragionare. Assolutamente, ci ha posto un altro punto di vista. Noi ovviamente le facciamo tanti auguri, signora. È ovvio che se io voglio scrivere il codice IBAN del mio conto bancario sulla maglietta, andare in giro a comunicarlo, sono io però che ho scelto di farlo, come lei giustamente ritiene che potrebbe avere una funzione positiva il poter dire quali problemi ha, però deve essere una sua volontà farlo, non che l'impiegato di un centro medico sventoli il referto. Sì, non c'è dubbio. Il fatto però che la signora renda pubblico questo dato non significa che un'azienda terza possa usare questo dato per cominciare a spedire alla signora materiale attinente alla sua malattia. Cioè comunque uno rende pubblico il dato, ma non è consentito a nessuno di fare uso di quel dato in maniera indiscriminata. Questo è molto importante, insomma. È un altro passaggio fondamentale. Piccola ultima pausa. Eccoci, ultima parte di questa ore 13, mi fa piacere che state chiamando in tanti, perché ovviamente il tema non è dei più semplici, però contemporaneamente è un tema che riguarda tutti noi e ci state anche portando degli esempi estremamente concreti e che ci aiutano i miei ospiti a farvi capire meglio quello che sta accadendo, quali sono i vostri diritti e occhio, insomma, anche, non dico i doveri, ma la cautela con la quale ci si deve muovere, anche perché prima si diceva, quindi, riassumendo, occhio alle aziende, perché le aziende devono dotarsi di un modello. Il modello non è uguale per tutti, ma va come un abito su misura, no? Quindi ci saranno dei professionisti che possono darvi una mano da questo punto di vista e dovete avere un modello che sia il più vicino possibile a quello della difesa della privacy dei dati che andate a trattare. Chi è preposto a verificare se A, le aziende si sono dotate di un modello e B, a capire se effettivamente è congruo con la loro realtà?
Avvocato Stella? Allora, il regolamento parla intanto del garante della privacy che può istruire il procedimento che porta al controllo ed eventualmente le sanzioni. Il garante della privacy però può avvalersi delle forze di polizia dello Stato. C'è da sottolineare che già nel codice della privacy precedente, in base a un accordo che risale al 2005, vi era un accordo fra il garante della privacy e la Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza infatti ha istituito un reparto centrale a Roma per il controllo della tutela dei dati in materia di privacy. E quindi questo reparto interveniva direttamente, ovvero si avvaleva dei reparti territoriali per portare avanti queste indagini o istruttorie, che dir si voglia. Non c'è dubbio che ora, con l'ampliamento anche puntualizzato a tutte le forze di polizia dello Stato, a mio avviso bisognerà quantomeno prevedere un modello di intervento, perché fino ad ora la Guardia di Finanza si è mossa sulla scorta degli interventi che fa in materia fiscale. Grosso modo la linea adottata era quella. Bisognerà verificare se l'adozione da parte di tutte le forze di polizia potrà ingenerare delle problematiche, ma questo naturalmente si vedrà nella pratica quotidiana, in modo tale che il garante possa, nel caso di situazioni da evidenziare, regolamentare anche questo intervento. Poi allora vediamo chi c'è al telefono e poi vediamo chi c'è la parte delle sanzioni, perché quelle mi sembra che siano già state abbastanza definite. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, prego. Buongiorno, io vi volevo chiedere ai signori, ma i gestori come dell'energia, della telefonia, come vengono in possesso del nostro numero telefonico che ogni giorno ci propongono queste telefonate per fare contratti, per fare... come dobbiamo comportarci noi che siamo stanchi ormai di ricevere queste Nadia, telefonate, anche sulle ditte. Anch'io. Allora, grazie, arrivederci. Grazie a lei, ne abbiamo parlato prima, allora, ripetiamo molto velocemente, mi permetto di farlo io sto passaggio. Tante volte non ci rendiamo conto, ma quando inseriamo il nostro numero di telefono o nella scheda X o nell'adesione Y, sotto in piccolo riportato in 4 pagine là c'è scritto occhio che stai cedendo il tuo numero di telefono. Purtroppo, allora, o ci leggiamo tutti i documenti ogni volta che aderiamo a qualcosa, se no poi il nostro numero gira. Una cosa, non c'è nulla di gratuito, l'abbiamo detto prima, qualsiasi servizio, soprattutto online, che viene definito gratuito, vuol dire che voi state cedendo qualcosa e quel qualcosa sono i vostri dati, corretto? Sì, assolutamente. Comunque, venendo alla telefonata, se la signora non vuole ricevere telefonate indesiderate dovrebbe iscriversi nel registro delle opposizioni, dovrebbe esserci una modulistica nel sito del garante e quindi inserendo il suo nominativo in quel registro dovrebbe, tra virgolette, perché se uno agisce in maniera illecita non è che si cura delle norme, ma dovrebbe mettersi al riparo da queste telefonate indesiderate. Confermo, il modo con cui noi cediamo i dati è imprevedibile, nel senso che ogni acquisto, ogni carta fedeltà può nascondere, ogni iscrizione a un social o quant'altro può nascondere la cessione del dato numero di telefono. Non credo che tutte le volte che arrivano queste telefonate i numeri di telefono sono stati acquisiti in questa maniera. Devo dire anche che diverse compagnie telefoniche, anche importanti, sono state anche recentemente sanzionate dal garante. Per cui dopo ovviamente bisogna vedere, perché se le sanzioni sono talmente irrisorie rispetto a quelle che sono, sono pesanti. Okay. A proposito di sanzioni, quindi se poi il modello non corrisponde, Stella, cosa succede? Economicamente cosa si rischia? Allora, quindi supponiamo arrivata la Guardia di Finanza, le sanzioni sono naturalmente calibrate sulla violazione e quindi sulla gravità della violazione. Si parla anche di sanzioni di qualche milione
è ovvio che non scendiamo nei particolari perché tutto sommato interessa relativamente. Quello però che bisogna puntualizzare è proprio la sanzione legata al controllo che viene effettuato. Noi abbiamo detto che il cittadino o il rappresentante dell'azienda o l'ente in generale deve comportarsi con diligenza e quindi nel famoso modello di cui parlavamo prima il cittadino in sostanza cosa fa? Evidenzia i motivi per i quali tiene un certo comportamento. Ma chi verrà a fare il controllo? Riterrà quei motivi validi? E questo è il problema, cioè noi ci troviamo in una situazione di controllo aperto perché non c'è la regola di cosa deve vedere il controllo e come la deve valutare. Bene, siamo sicuri che con la burocrazia italiana vada tutto bene? Qui... Poi... Qui ci sarebbe una frase volgare che non si può dire a quest'ora. Questo è il problema. Moreno, lei insomma, che di lavoro fa il consulente da questo punto di vista, che consigli dà, spicci in questi 2 minuti di trasmissione sia per tutelare i dati ma anche per tutelare le aziende, perché poi se arrivano le sanzioni diventa complicata la cosa. Certo. Allora, per quanto riguarda l'azienda, dal mio punto di vista è indispensabile e anche abbastanza urgente, viste le scadenze della norma, fare un punto zero di quella che è la situazione dei dati in azienda. Effettivamente, quanto conformi siamo come azienda oggi rispetto a quello che prevede la normativa e che tipo di interventi, che tipo di azioni ci servono a livello interno, a livello organizzativo, per diventare conformi, quindi stabilire chi utilizza questi dati, come li utilizza, secondo quali regole e quali procedure, come si diceva prima. Questo dal mio punto di vista aiuta l'azienda anche a mettere ordine dal punto di vista organizzativo e a valorizzare effettivamente i dati che possiede, perché non dimentichiamo che avere in azienda una cozzaglia di dati che non sappiamo come abbiamo raccolto, che non sappiamo come sono gestiti, su che database o per quali finalità, rende questi dati di fatto inutilizzabili. In più la norma li rende effettivamente non utilizzabili perché ci esponiamo a richieste di risarcimento, a sanzioni, come è stato detto prima. E a quant'altro. Bene, mi sembra di vedere un segnale da parte della regia che siamo giunti alla fine di questa puntata. Mi date solo un cenno se la mia è sì, e quindi signori, io spero che i miei ospiti oggi vi siano stati assolutamente di aiuto. Io vi ringrazio, vi invito a fare molta attenzione su questo tema e vi saluto. Ciao a tutti.